Oggi si è presentata la nuova stagione teatrale, ecco quali le novità. Ma allora, diciamo che è un cartellone molto composito dove per la prima volta forse si mescolano prosa, danza, spettacolo e c'è anche una grossa presenza dei giovani. C'è il primo spettacolo prodotto del Fringe Festival, Pirandello Fringe Festival, ci sono grandi nomi, Rubini, Scianna. Insomma, diciamo che quello che ho voluto fare è stato un cartellone che contemplasse tutte le anime del teatro. Devo dire con grande gioia che il Teatro Pirandello in Italia ormai è ritenuta una pietra miliare del teatro italiano e siciliano in particolare e che c'è una grandissima curiosità, un grandissimo interesse ad arrivare al Teatro Pirandello. Il primo spettacolo? E questo è ancora una sorpresa, come l'anno Sì. scorso anche quest'anno cerchiamo di mantenere un po' di suspense sull'apertura che comunque sarà a novembre, sarà appunto il 14 e 15 novembre, sabato e domenica e quest'anno ho voluto lavorare sui fine settimana perché ho visto che sono i giorni in cui ad Agrigento c'è la maggior affluenza, per cui anche per dare la possibilità a tutti di venire e di continuare insomma questo lavoro che stiamo facendo ormai da un anno. Ci saranno anche degli incontri con i protagonisti, vogliamo continuare il nostro talk con i protagonisti, con gli attori, con i registi, insomma, per avvicinare sempre di più il teatro alla cittadinanza. Alla luce dell'esperienza che già ha vissuto durante questa stagione teatrale, quale sarà l'input in più che darà alla prossima? Sì, il teatro è della città, cioè quello che vi sento di dire è che voglio che il teatro diventi sempre più il teatro di Agrigento e quindi tutti gli agrigentini sentano che questa è la loro casa. Lei è un po' svecchiato, diciamo, il cartellone, questo è quello che si dice in città. Beh, mi fa piacere, diciamo che più che svecchiato è bello che le generazioni si mescolino, no? Quindi, Per la prima volta credo ringiovanito, diciamo, sì, ecco. diciamo che tra l'altro è un periodo storico in cui per la prima volta abbiamo sulla faccia della terra 6 generazioni insieme. Quindi, e questo è un evento storico e io ritengo che siamo fortunati perché abbiamo persone molto molto anziane che devono comunque collaborare con persone molto molto giovani. 6 generazioni, trovare 6 generazioni tutte insieme non è facile e quindi è necessario che si impari a collaborare, a dialogare con codici completamente diversi. Quindi a me fa piacere. Il futuro della città e il futuro del teatro sono le nuove generazioni, non per questo i grandi maestri devono essere dimenticati. Il tema della stagione non a caso è echi e orizzonti, quindi l'eco qualcosa che risuona di un passato e gli orizzonti qualcosa che va verso il futuro. Presidente, una nuova stagione teatrale che si presenta oggi, che novità abbiamo? Ma intanto mi lasci dire che più che non solo una stagione teatrale, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, è anche altro, questo è oggi il nostro testamento politico, che come sapete il nostro mandato è in scadenza al novembre prossimo e questo cartellone, la cui presentazione è sempre emozionante e coinvolgente, è la summa di quello che abbiamo voluto fare, dell'indirizzo politico che abbiamo dato ai direttori in questi anni e oggi in particolare alla direttrice artistica Roberta Torre. Ed è, dicevo, il nostro testamento politico perché è quello che lasciamo alla città e l'offerta culturale che lasciamo alla città. Un cartellone come al solito variegato, poliedrico, dove c'è spazio per tutto e per tutti, per le varie forme d'arte, nomi di altissima risonanza, penso su tutti alla riduzione teatrale di Gabriele Muccino, del suo A Casa Tutti Bene e tanto altro ancora, spazio come al solito all'eccellenza del nostro territorio con Marco Savateri e tanti spettacoli di altissimo livello, Sergio Rubini, non li elenco tutti insomma perché rischierei di fare qualche gaffe. E quindi per quanto ci riguarda oggi si tirano le somme anche di questa nostra esperienza che è decisamente positiva. Sì, però ecco, penso, ricordo bene, fino a novembre rimane in carica questo CDA, rimane anche il direttore artistico, hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni, sono contento anche di Roberta Torre che ha ancora una volta elevato il livello proprio
culturale e artistico di questa stagione. Mi dicono che è una stagione ancora più ricca degli altri anni, qualitativamente anche importante. Ringrazio comunque sempre anche Francesco Bellomo, perché anche dietro le quinte lui è sempre un collaboratore meraviglioso. Sindaco, in questi giorni la stiamo vedendo particolarmente attiva in tante iniziative. Ma sono particolarmente attivo solo perché sto iniziando a spendere ora. Dopo anni e anni di burocrazia, finalmente sono delle somme che mi si stanno sbloccando. E sto iniziando a fare lavoro e spero che la prossima amministrazione continuerà quello che io ho iniziato. Senza soldi non si può fare Ha qualche niente. rammarico per questa mancata candidatura? Assolutamente, perché era una mia decisione. Già da quasi 3 anni che ho deciso di non ricandidarmi, ho dato il mio contributo alla mia città, sono contento di quello che ho fatto, sono soddisfatto e auguro al prossimo sindaco di avere tantissima fortuna e tantissima Chi preferisce coraggio. tra i quattro? No, nessuno, per me sono tutti uguali, assolutamente. Io però naturalmente sapete che sono dell'area del centrodestra, è logico.